Buona giornata e ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali Antenna 3 che vi terrà compagnia come sempre fino alle 13:30 con tutte le notizie di cronaca e gli aggiornamenti di questo lunedì che segna per molti la ripresa dell'attività lavorativa dopo la pausa ferragostana. Ci sono tante notizie di cronaca quest'oggi, cominciamo subito da Venezia, dove non accenna a fermarsi il fenomeno dei borseggi, dei furti, delle rapine ai danni di turisti, ma non solo. E in queste ore, in queste ultime ore, c'è stato chi addirittura ha voluto intitolare una calle ai borseggiatori proprio per denunciare questo fenomeno. Un falso nissioetto, quindi, come si chiamano a Venezia, che è apparso questa notte e che è stato subito rimosso questa mattina dalla polizia locale e dai vigili del fuoco. Ci aggiorna su questo fatto il nostro Filippo Fois con la collaborazione tecnica di Sandro Ponco da Venezia. A te, Filippo. Sì, buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea da Campo Sant'Angelo. Con me c'è Monica Poli, la famosa Lady Pickpocket, con la quale tra poco faremo il punto sui borseggi a Venezia con le novità proprio fresche di mattinata. Intanto vi faccio vedere la calle che era stata ribattezzata, che è stata ribattezzata per circa 12 ore calle Pickpocket, che è quella alle mie spalle, e calle della Mandola. Come dicevi tu, con un'estrema solerzia, il falso nissioetto è stato rimosso dalla polizia locale e dai vigili del fuoco. Però diciamo che questo ci aiuta a riprendere in mano quello che è un problema che pare non diminuire, anzi diventare, se possibile, ancora più grave, perché per esempio prendiamo il caso, noi qua ci troviamo tra Campo Sant'Angelo e Campo Manine, siamo un po' nel cuore di Venezia. Com'è la situazione per esempio in questa calle? Beh, qui è tutta la situazione è drammatica in questo territorio perché ci sono varie vie di fuga dove i borseggiatori e le borseggiatrici fanno quello che vogliono praticamente. Dalla fermata di Sant'Angelo, lì dietro è per andare alla Fenice, questa calle qui è Calle della Mandorla. Noi, tra l'altro, prima abbiamo avuto gli ultimi aggiornamenti su quello che sta capitando a Venezia. Dove sono in questo momento i mitici per modo di dire, celeberrimi pickpocket? Allora, all'incirca 15 minuti fa ne sono passati due, che è la moglie di un noto borseggiatore, con altri due verso l'Accademia, e poi abbiamo parecchie segnalazioni bacino Orseolo. Ecco, ci sono quelli famosi del video di San Maurizio, che noi soprannominiamo la banda Santi Apostoli perché avevano aggredito degli spagnoli a Santi Apostoli, e poi ci sono coppie nuove. Ecco, c'è da dire che anche a Mestre non ce la si passa bene, perché altre segnalazioni dicono che questi si fanno tutta una determinata linea a bordo degli autobus. Esattamente, stamattina ci hanno segnalato che i borseggiatori erano dalla stazione di Mestre, facevano via Righi e Vempa su e giù, ed erano parecchie bande, parecchie di loro. C'è poi un episodio piuttosto grave che si è verificato ieri sera, qui invece siamo all'imbarcadero dell'Accademia. Sì, esattamente, perché lì sono tornati i borseggiatori che hanno di nuovo preso possesso di quel territorio lì. Non stazionano propriamente davanti all'imbarcadero, ma girano, fanno Accademia, Zattere, San Trovaso, cioè girano in continuazione circa dalle ore 20 fino alle 23, 23:30. E ieri sera, attorno alle 20:30 circa, forse riconosciuti, erano una bella banda, hanno spruzzato lo spray al peperoncino, dove la gente, c'è stato un fuggi della gente, anche perché sappiamo benissimo che questo spray inizia a prendere, ma senza nessun motivo, cioè stanno diventando sempre più aggressivi, soprattutto se riconosciuti. Ecco, la cosa è che non solo sono in tanti, non sono conosciuti e sappiamo anche dove sono in questo momento, ma questi gruppi che ci sono a Venezia, così come in altre città, sono talmente organizzati che noi sappiamo che alcune vecchie conoscenze veneziane, forse perché troppo riconoscibili, in questo momento sono a Firenze. Esattamente, abbiamo delle borseggiatrici storiche che sono a Firenze, ma addirittura noi abbiamo un video, visto che siamo collegati con il nostro pickpocket europeo, di una nostra vecchia conoscenza che è ai mulini
in Olanda, ripresa proprio da chi fa l'azione di disturbo come noi in un tentato borseggio. Ecco, davvero un internazionale del borseggio, questo ci fa capire anche come si tratti di gruppi estremamente organizzati. Io direi che per ora da Venezia è tutto, vi lasciamo sempre con Calle Pickpocket, quella che è stata per circa 12 ore Calle Pickpocket. Mi verrebbe da fare un'ultima considerazione di carattere culturale e urbanistico. Per esempio Venezia si racconta attraverso le sue strade, la calle che c'è alle nostre spalle per esempio si chiama Calle della Mandola perché c'era un'osteria che vendeva una famosa acquavite alla mandorla, chiaramente parecchi secoli fa, e addirittura qua vicino c'è un Rio Terra degli Assassini, per cui non bisognerebbe avere paura di vedere i pickpocket, perché purtroppo quella di oggi è la Venezia anche dei borseggi. Con questo per ora da Venezia è tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois con Sandro Ponchio per la parte tecnica di questo collegamento. Noi ora con la cronaca andiamo a Cornuda con Christian Arboit che ci racconta queste ore di apprensione che si stanno vivendo in paese dopo un episodio dai contorni ancora da chiarire, quello di una ragazzina di soli 15 anni precipitata dal terzo piano di casa. A te Christian. Sì Marta, buongiorno a te, a tutti i telespettatori anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo nel centro di Cornuda, un paese sconvolto dal fatto accaduto questa mattina poco dopo le 6, quando una ragazzina di 15 anni è caduta dal terzo piano, è caduta dalla finestra della propria abitazione. All'interno dell'abitazione c'era il fratello che a quanto pare dormiva. Sono stati attimi davvero concitati, drammatici. La ragazzina prima di cadere a terra è finita sulla recinzione, la recinzione della palazzina dove vive, fortunatamente di plastica morbida, che in qualche modo ha attutito il colpo e che probabilmente ha evitato conseguenze ben peggiori. Va detto, questa quindicenne è comunque in gravi condizioni, ma sembrerebbe fuori pericolo di vita. Era cosciente quando è stata soccorsa, prima da alcuni condomini e residenti che hanno sentito il rumore, che hanno sentito il tonfo, e poi dai sanitari, dagli operatori del 118. Vista chiaramente la dinamica e vista l'età della ragazza, sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Una mattinata di apprensione, noi chiaramente stiamo tentando di raccontare quello che è successo con tutta la cautela del caso, perché appunto ci sono degli accertamenti in corso, ma si tratterebbe di un gesto estremo. Fatto sta che siamo nel cuore del paese e in tanti hanno visto la ragazzina riversa appunto a terra. Qui con me c'è il vice sindaco di Cornuda che saluto e ringrazio, Erika Condio, vice sindaco. Dicevamo una mattinata di vera apprensione. Assolutamente sì, la notizia ha colto proprio il cuore della comunità. Siamo intervenuti anche noi alle prime luci dell'alba per appunto verificare cosa fosse successo. Ci siamo prontamente attivati anche con la collega assessore ai servizi sociali Catiuscia Saloni, innanzitutto per apprendere le condizioni di salute della ragazza e per prestare il primo sostegno alla famiglia, al fratello che appunto era con lei al momento del fatto. Al momento non abbiamo purtroppo notizie certe, la prognosi è ancora riservata. Noi sentiamo semplicemente di stringerci attorno alla famiglia, al fratello in questo momento, e metterci a disposizione delle forze dell'ordine, ma soprattutto dei familiari per in questo momento veramente difficile e veramente significativo. Ovviamente il paese è evidentemente scosso sia per la giovane età della ragazza, ma anche per le cause, quelle che possono essere le cause. In questo momento non ce la sentiamo di commentare in altro modo, se no esprimendo la massima vicinanza alle persone coinvolte da questa vicenda e ribadire la presenza delle istituzioni, del comune, dell'amministrazione in tutte quelle che possono essere le situazioni di emergenza e di disagio. Noi ci siamo in prima persona e per tutti i nostri concittadini. Ecco, parliamo
di un caso non noto ai servizi sociali, questo lo può confermare? Assolutamente no, la famiglia non era in alcun modo seguita o comunque attenzionata al servizio sociale, una famiglia inserita nel contesto comunale, cittadino, quindi nulla che potesse dar adito a qualche campanello d'allarme, assolutamente, come purtroppo spesso accade in queste circostanze, non c'era stata alcuna avvisaglia, ammesso non concesso che appunto si tratti di un gesto estremo, perché al momento i carabinieri stanno ancora compiendo delle indagini. Assolutamente, quindi riepilogando, il fratello era in casa, stava, questo sembra appurato dormendo, comunque sarà sentito anche lui informalmente nelle prossime ore, sarà sentita anche la ragazza qualora le condizioni lo consentiranno. I familiari, i genitori in questi giorni, in queste ore si trovano all'estero, quindi dovranno rientrare, molto probabilmente nelle prossime ore appunto rientreranno. Sì, ci stiamo appunto attivando tramite i servizi proprio per fare le comunicazioni, i passaggi del caso. Volevamo appunto cercare di mantenere anche un po' la privacy, il rispetto per la famiglia, proprio perché non è qui, anche per la giovane età della ragazza, quindi non ci sentiamo veramente di fare dichiarazioni ufficiali, semplicemente di metterci al servizio per quelle che possono essere le necessità anche in vista del rientro dei genitori. Il paese, Cornuda, è un po' scosso. Sono quelle notizie che piombano così addosso e fanno venire alla mente tante domande e domande spesso e volentieri risolte. Sicuramente deve essere un momento di riflessione generale per tutti noi e soprattutto di vicinanza in questo momento. Ecco, c'è una ragazza che sta lottando e noi speriamo di raccoglierla molto presto qui a casa sua. Questo è il primo pensiero che mi sento di formulare adesso. L'aspettiamo qui. Grazie al vice sindaco Erika Condio, questo quindi il clima a Cornuda, una giornata difficile che per molti questa mattina all'alba era una mattinata di rientro dalle ferie, quindi anche per questo in diverse persone hanno visto la scena che ha creato appunto, come diceva la vice sindaca, non poca preoccupazione e apprensione. Nelle prossime ore tenteremo appunto di capirne di più. Chiaramente tutti gli aggiornamenti nel corso del telegiornale di questa sera. Marta, con Nicoletta Rizzetto, per il momento è tutto da Cornuda, dal centro di Cornuda, ti restituisco la linea. Grazie Cristian, ed ora un'altra vicenda triste che purtroppo ha coinvolto un giovanissimo, si tratta di Giulio Pizzolato, deceduto assieme all'amico Mattia Cardascia nell'incidente di Ferragosto ad Arzignano. Questa mattina l'ultimo saluto e sono stati davvero tanti i giovani che hanno voluto partecipare al funerale. Ci aggiorna Daniele Garbin. Si sono appena concluse le esequie di Giulio Pizzolato, Pizzo per gli amici, un ragazzo di 16 anni che in sella alla sua scooter è morto con il suo compagno Mattia il giorno di Ferragosto, con me Alessio Bevilacqua. Buongiorno il sindaco. Ovviamente sono appena finite, una cerimonia straziante. La chiesa del villaggio Giardino era piena di centinaia e centinaia di persone che hanno voluto essere presenti. Difficile e ovviamente comprensibile poter dire una parola in questo momento. Sì. Effettivamente non ci sono parole in questo momento. Tra sabato e oggi abbiamo salutato due figli di questa città, Mattia e Giulio. Mattia era residente a Montorso ma ha frequentato le scuole ad Arzignano, quindi erano figli e ragazzi giovani di questa città con una vita davanti, tanti sogni. Purtroppo due vite spezzate troppo presto e quindi portiamo nel cuore questa ferita. Ecco, sappiamo anche, sentendo le parole usate dal parroco Don Luigi Fontana, che giovedì c'è stata questa veglia che ha sorpreso un po' tutti gli adulti, perché attraverso, ricordiamo, frequentava il liceo artistico Boccioni e c'era una matita spezzata sulla bara e 3 rose rosse e una bianca posate dai genitori, simboli importanti per ricordare una figura, questo ragazzo esuberante, sicuramente determinato, e una canzone degli Oasis che ha fatto un po' la colonna sonora anche nelle parole. Insomma, si è voluto
voluto in tanti modi essere vicini e la famiglia l'ha sentito. Sì, e poi i loro amici con tutte le loro emozioni, con tutti i loro sentimenti, è stata veramente una veglia molto 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 sentita, e gli amici che poi fanno emergere, no? Sono anche io mamma di un ragazzo di quell'età, fanno emergere i lati che magari noi genitori non conosciamo, magari tra le nostre mura, ecco, e sono veramente dei ragazzi splendidi, quindi ecco che Mattia e Giulio diano loro la forza per superare questo momento. Dico sempre, sono vicina anche, siamo vicini, tutta la città è vicina, anche i ragazzi che erano coinvolti quella sera nel tragico incidente, affinché anche loro abbiano la forza, grazie a Mattia e Giulio, di superare questo momento che sarà comunque difficile. Ecco, per la cronaca diciamo che subito dopo la cerimonia un lancio di palloncini, una canzone proprio suonata poco prima che la bara partisse, e un lancio di una colomba. C'è bisogno anche di segni, questo, Sindaco? Sì, c'è bisogno di segni, c'è bisogno di stare vicino a queste famiglie che purtroppo stanno vivendo un momento dei più tristi, il più triste momento che può esserci nella vita di una persona, di una mamma, di un papà. Ed è una gara di solidarietà. Villanova di Campo San Piero, quella che si è messa in moto per aiutare la famiglia del piccolo Vladi, il bimbo ucraino di 6 anni morto venerdì scorso in un incidente accaduto a Santa Maria di Sala. Solidarietà per aiutarli a rimpatriare appunto nella loro terra la salma del piccolo. La parrocchia di Santa Maria Assunta di Murelle di Villanova di Campo San Piero si sta mobilitando per aiutare la famiglia del piccolo Vladislav Malamen con una raccolta fondi destinata a coprire le spese onerose per il rimpatrio della salma del piccolo di appena 6 anni, morto venerdì scorso dopo essere stato investito da un'auto mentre attraversava la strada con la sua mamma a Santa Maria di Sala. Vladi con la sua famiglia era arrivato dall'Ucraina a fine luglio per cercare protezione per fuggire dalla guerra, ma un tragico destino ha spezzato la sua vita. Qui a Villanova di Campo San Piero avrebbe iniziato la scuola a settembre e invece nelle prossime settimane il suo corpo tornerà nella sua città, Odessa, per i funerali. La parrocchia di Murelle, in accordo con il Consiglio pastorale, ha così messo a disposizione un IBAN per le donazioni, oppure durante le messe sarà possibile lasciare delle offerte nelle cassettine che si trovano in fondo alla chiesa destinate a Vladi. Un gesto di grande affetto di tutta la comunità che aveva accolto nell'ex canonica il piccolo e la sua famiglia e che ora vuole ricambiare il grande dono che i genitori hanno fatto donando gli organi del figlio dopo la sua morte, un gesto che ha permesso di salvare la vita ad altri bambini. Ed ora lasciamo per qualche minuto la cronaca per parlare di mobilità, un tema caldissimo in provincia di Belluno, specie di questi tempi, tra i disagi che ci sono per la viabilità a singhiozzo sulla 51 di Alemania ed il sogno di una ferrovia che colleghi il territorio con il resto del Veneto. Ci aggiorna Tiziana Bolognani. Eh sì, la questione della mobilità in provincia di Belluno è tema per davvero caldo, lo sapete, anche poche ore fa la statale 51 di Alemania è stata interrotta per l'ennesima volta in conseguenza di un acquazzone che si è sviluppato nell'area di San Vito. La statale è rimasta chiusa abbondantemente un'ora e quindi ha creato disagio per il traffico sulla principale direttrice viaria della provincia di Belluno. E però poi non ci dobbiamo scordare il servizio ferroviario, il treno che in questo momento è in bilico perché ci sono moltissimi segnali che non lasciano ben sperare sul futuro della ferrovia bellunese. Oggi con me c'è Quinto Piolla, che è stato assessore al provinciale ai trasporti
Giunta, presidenza del compianto Sergio Reolon. Dal 2000 Piol si parla in provincia di Belluno di un collegamento ferroviario vero, concreto, reale, che metta in collegamento la pianura, cioè Venezia, con le Dolomiti e quindi con Dobbiaco, ma di questo non se ne è più parlato. Per quale motivo? Lei fa riferimento, nel 2000 c'era lo studio dell'ingegner Vitaliani dell'Università di Padova che su incarico della Regione ha redatto proprio lo studio di fattibilità che prevedeva il ripristino in senso moderno della ferrovia tra Calalzo, Cortina e Dobbiaco, quindi Austria, sia verso est che verso ovest. Parliamo di una ferrovia, non di un treno turistico. Allora parlavano di una velocità molto alta, completamente moderna, 3 soluzioni che prevedevano 3 possibilità, cioè a seconda di quante fermate e anche del percorso per superare il problema appunto di quello che mi diceva lei prima, delle frane che ci trovavano nella Val del Boite. Una prevedeva per esempio o le gallerie e l'altra prevedeva di andare anche in destra Boite. Poi da Cortina in poi, lo dice lo stesso professor Vitaliani che è famosissimo ancora oggi, per arrivare a Dobbiaco la cosa era molto semplice, treni molto veloci e quindi poi l'adeguamento della ferrovia tra Calalzo e Venezia, che già allora era in previsione fosse collegata con l'aeroporto. Si sa invece di un altro progetto che è nato e si è sviluppato in provincia di Bolzano con uno studio affidato ad un tecnico, il Moroder, che però prevede per l'appunto il collegamento Bolzano-Cortina con un trenino a cremagliera. Allora, a pensare male alle volte ci si indovina, no? Qualche mese dopo questo accordo, su nel castello, io ci sono stato a titolo personale, di un castello di Bolzano, ha presentato proprio questo progetto, Moroder, ha presentato il progetto di collegamento con treno a cremagliera, quindi il trenino, ecco, di cui si parlava prima, con Cortina che arrivava sui Falzarego, poi andava giù e arrivava a Cortina, chiaramente fatto per Bolzano. Città di Bolzano. Sono 25 anni che si parla di implementare, di rendere moderna la ferrovia, il servizio ferroviario in provincia di Belluno, senza collegamenti, senza una viabilità, senza una mobilità moderna e all'altezza anche delle richieste della gente, noi ci ritroviamo a fare i conti con lo spopolamento e a contrastarlo. Sì, ma perché il progetto strategico della viabilità, della mobilità, chiamiamola, del bellunese, prevedeva un servizio di trasporto pubblico dove la spina dorsale era la ferrovia, poi in stretto collegamento con ferro, gomma, con il trasporto pubblico per le vallate, per arrivare dappertutto, ma con la spina dorsale che era la ferrovia. Collegamenti nuovo però, ecco, io voglio precisare, efficiente, veloce, pratico, che collega, poteva collegare, che può collegare, che deve collegare la provincia di Belluno, che è tra le poche se non l'unica che non è collegata, con il resto del Veneto, con il resto d'Italia, con l'Europa e con il mondo. Vi lasciamo con la questione che è stata portata all'attenzione anche dei parlamentari. L'assessore regionale, per esempio, De Berti, ha smentito che la ferrovia, la tratta Ponte nelle Alpi Calalzo sarà chiusa, ma di fatto noi sappiamo che già a partire dal mese di settembre il treno sarà sostituito con un autobus e così avverrà anche l'anno prossimo per 6 mesi di fila. Grazie a Tiziana Bolognani con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi. Noi continuiamo con la cronaca per raccontarvi ancora di furti in provincia di Treviso. Quest'ultimo caso è davvero eclatante, 5 furti in 8 mesi, l'ultimo colpo a Villa Zorzi in via Boiago a Quinto di Treviso è accaduto l'altra notte quando i ladri hanno trafugato alcune pesanti e preziose statue, le ultime opere d'arte ancora presenti nella villa. Complessivamente il bottino ammonta a circa 450.000 euro.
A Natale c'è stato un primo furto e all'interno, che secondo me sapevano, io sono convinto che sono tutti furti su commissione di gente che sapeva cosa c'era, e poi un po' alla volta vengono e si prendono qualcos'altro, secondo me conoscono bene la casa e quello che c'era. 5 furti in pochi mesi ed un bottino davvero ingente, quello che i ladri sono riusciti a portare via da Villa Zorzi in via Boiago a Quinto di Treviso. A raccontare l'accaduto dall'estero, dove si trova in questi giorni, è Franco Zorzi, imprenditore trevigiano della storica azienda di rimorchi, ora presidente della fondazione che porta il nome della sua famiglia. Da mesi la villa, invisibile dall'esterno per la recinzione e la fitta vegetazione, è disabitata. Si stanno ultimando le pratiche per la vendita e l'imprenditore ha già traslocato altrove le sue cose, comprese quelle di maggiore valore, numerose opere d'arte collezionate nel corso della vita. Ne erano comunque rimaste alcune, pesanti statue in marmo ed in bronzo che sarebbero dovute essere traslocate a breve. Quest'ultimo furto mi ha innervosito un po' nel fatto che insomma questi non si fermano più e hanno asportato delle statue che io avevo lasciato per ultime da portare via, perché sto piano spostando tutto. Ed erano pesantissime, sono statue all'altezza d'uomo, quindi io mi stavo organizzando con un camion con dei carrelli per spostarle, non so come hanno fatto, o erano in tanti. Nella dépendance defilata nell'enorme giardino rispetto alla villa abita ancora l'ex custode con la famiglia. È stato lui ad accorgersi dell'ultimo furto quando al mattino ha trovato il pesante cancello carrabile danneggiato e poi il portone d'ingresso forzato. Sull'erba ancora le tracce, probabilmente di un carretto con il quale i ladri hanno trasportato via le statue. La prima volta hanno segato una sbarra, non so, sono venuti con una sega, hanno levato le inferriate addirittura. E poi altre volte hanno preso delle robe là in giardino e questa volta avevo chiuso tutto bene dentro, però hanno diretto i serramenti e hanno fatto tutta sta roba. Sui furti indagano i carabinieri. Secondo Zorzi si tratta di una banda molto esperta che probabilmente ha agito su commissione. Quel che è certo è il valore del bottino. E sarà sui 450.000 euro il valore di tutto. E ladri scatenati un po' in tutto il Veneto. Vediamo nel prossimo servizio cos'è accaduto a Ponte San Nicolò. Ancora furti in abitazione nelle case lasciate vuote per le vacanze. Questa volta i ladri hanno atteso che il proprietario uscisse per andare al lavoro e, approfittando del fatto che il resto della famiglia fosse in ferie, sono entrati e hanno messo a soqquadro tutte le stanze, rubando numerosi gioielli e orologi di valore. Si stima un bottino di circa 30.000 euro. La razzia è avvenuta a Ponte San Nicolò in via Piave. Il proprietario dell'abitazione, tornato a casa, ha scoperto la porta forzata e ha allertato subito i carabinieri. I ladri hanno colpito nonostante fosse stato inserito il sistema d'allarme e hanno agito in pochi minuti, concentrandosi sulle stanze del reparto notte. Le indagini dei carabinieri per cercare di individuare i malviventi, forse una banda o più bande che stanno razziando numerose abitazioni in molti comuni della provincia di Padova. Ed ancora cronaca, questa volta parliamo di incidenti stradali. Un uomo di 51 anni è rimasto ferito in uno schianto accaduto a Tiene. Scontro tra due auto a Tiene, il bilancio è di 50enne di Piovene Rocchette ferito. Questa è la dinamica, che comunque è in fase di accertamento, da parte della polizia locale nord-est vicentino, intervenuta sul posto per i rilievi, supportata da una pattuglia dei carabinieri di Breganze. Una Mini Cooper condotta dal 51enne stava percorrendo Viale Europa da Sarcedo verso il centro di Tiene, quando, per cause in corso di accertamento, sbatteva prima contro un albero al lato della strada, per poi finire la sua corsa contro una Renault Captur proveniente dal senso di marcia opposto e condotta da un uomo di 76 anni di Breganze. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per soccorrere il conducente della Mini Cooper. Illesi gli altri automobilisti coinvolti. La viabilità rallentata è tornata alla normalità dopo circa un'ora. E torniamo a Treviso oggi per vedere cos'è accaduto l'altra notte lungo la Restera. Il forte vento ha fatto piombare nel Sile un enorme albero. Vediamo. Incredibile sta roba.
Meno male che non è caduta di qua. Una voragine sull'argine e l'enorme platano piombato nel Sile. Ecco la scena che i trevigiani si sono trovati davanti sulla passeggiata più amata e frequentata della città, la Restera. Ad un centinaio di metri dagli ex mulini Mandelli, davanti alla fontanella, il grande albero è caduto probabilmente a causa del fortunale che nella notte ha spazzato l'area est del centro di Treviso, spostandosi poi verso Casale. Fortunatamente il platano, sfiorando l'approdo in legno, si è schiantato dal lato del fiume. Stavamo osservando che aveva radici molto superficiali, quindi col vento che c'è stato ieri è andato dalla parte giusta. Di notte non passavano certamente canoe. In tanti si fermano, osservano, scattano foto, increduli. È qualcosa di impressionante. Se capita di giorno è una strage. A parte i ragazzi che vanno in canoa è problematica la cosa, no? Assurdo. È un casino, più che altro vedendo pure le immagini di Mestre e vedi poi queste cose che succede, ti chiedi perché è successo, più che altro dare una motivazione è veramente difficile. Sì, siamo impressionati da questa cosa, penso se cadeva dall'altra parte dove c'erano le case, cioè eravamo, sì, preoccupante. Sono rimasta molto colpita proprio dalla forza della natura. Io passo qua tutti i giorni e fa impressione. Sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a transennare l'area. Sopralluogo in alzaia anche da parte del vice sindaco e assessore all'ambiente Alessandro Manera. In natura avvengono questi casi, adesso verificheremo perché noi abbiamo censito tutte le piante sono sotto controllo, quindi quasi sicuramente questa pianta non aveva problematiche di sorta, però questo purtroppo ogni tanto avviene, per fortuna in questo caso è avvenuto senza danni a nessuno, alle cose e soprattutto alle persone. Parlavamo di furti poco fa e torniamo a parlarne perché ci chiede la linea ora da Pieve di Soligo il nostro Lucio Zanato. A te Lucio, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori di Antena 3, mi trovo tra via Tacchini e via Capitello, praticamente nella circolazione esterna di Pieve di Soligo, perché sabato sera ci sarebbe stato un tentativo di furto ai danni di questa abitazione. Cosa è successo? Sostanzialmente due individui tarda serata di sabato si sarebbero avvicinati alla recinzione e poi avrebbero tentato di scavalcarla, però sarebbero stati notati da Simone Teo, un 29enne che come dire, evidentemente si è fatto sentire e quindi li ha messi in fuga. Tutto questo però è finito, anziché dalle forze dell'ordine, è finito sulla pagina Facebook. Non a caso noi abbiamo cercato di sentire anche il sindaco in termini di sicurezza. Il sindaco Soldan dice: la prima cosa che dovete fare quando capitano queste cose, anche per la vostra incolumità, anziché uscire o magari metterli in fuga, cercate naturalmente di farvi vedere, così fate un po' da deterrenza, però chiamate immediatamente le forze dell'ordine al 112. Tutto questo naturalmente legato a un tema che è quello dei furti in zona, anche se ci ha confermato il sindaco si stanno implementando le telecamere e il sistema del controllo di vicinato funziona e funziona molto bene. E quindi che cosa dire di questa vicenda, al di là del fatto appunto dell'ennesimo tentativo di furto o pseudo tale, che la cosa più importante, anziché pubblicizzare sui social, è quello di avvisare le forze dell'ordine che prontamente intervengono. Tanto è vero che di questo fatto ai carabinieri non risulta traccia. E con questo da Pieve di Soligo è tutto, a te la linea. Grazie Lucio, noi ora torniamo a Pove del Grappa per una storia che sta mobilitando i residenti che hanno esposto degli striscioni di protesta contro la presenza pressoché costante di odori fastidiosi che provengono da un'azienda. La mobilitazione prosegue, come ci racconta Federico Fusetti con Renzo Rigon. Siamo a Pove del Grappa, sulla riva sinistra del fiume Brenta. Queste abitazioni, insieme ad altre che sono a qualche centinaio di metri da qui, in contrada Rea, si lamentano perché ad alcune centinaia di metri c'è un'azienda che lavora gli scarti animali e senza giorni e orari precisi, diciamo così, però l'odore diventa a loro dire insopportabile e quindi c'è stata la necessità e anche la decisione di creare un comitato
dato, molte case appongono questi striscioni che vedete alle mie spalle e il comitato sta cercando di avere risposte. L'azienda, va detto, ha le carte in regola, da molti anni ha questa attività appunto di lavorazione di scarti animali, ha cercato anche con dei dispositivi di abbattere l'odore, a quanto pare non c'è riuscita. In questo momento noi non sentiamo nulla, abbiamo anche interpellato l'azienda che per il momento ha deciso di non fare dichiarazioni ufficiali. Il sindaco insieme ai cittadini sta cercando comunque di mediare, di coinvolgere anche gli altri enti interessati proprio per trovare una soluzione, perché a quanto pare ci sono dei momenti durante la giornata in cui l'odore è veramente insopportabile, parliamo di decine di famiglie che sono coinvolte, quindi sono una situazione certamente da tenere sotto controllo. Grazie a Federico Fusetti. Noi ora torniamo sul litorale veneziano. Abbiamo visto poco fa cos'è accaduto a Treviso, ma sabato notte una tromba d'aria si è abbattuta anche sul litorale, provocando la caduta di molti alberi, soprattutto in via Fausta a Cavallino Treporti. Vediamo. Si prevedeva appunto che ci sarebbe stata un po' di pioggia, ma in realtà a tratti, soprattutto nella parte finale della nostra penisola, cioè da Cassavio a Punta Sabbioni, c'è stato questo forte vento e forte pioggia. Alla fine si sono registrate raffiche fino a 100 km all'ora a Cavallino Treporti, dove si è vissuta una tarda serata da Tregenda, e questo subito dopo l'attesissimo Beach on Fire, con i suoi migliaia di spettatori non solo da nord-est. 14 gli alberi crollati, in particolare sulla strada dei vacanzieri, via Fausta. Qui si sono concentrati immediatamente uomini e mezzi su tutti i vigili del fuoco, molti dei quali già presenti sul posto proprio per garantire la sicurezza dello spettacolo pirotecnico. Avevamo volontari dal Trentino, volontari da Pieve del Grappa, e quindi in sostanza il grande intervento delle ditte locali e della città metropolitana ci hanno consentito all'alba di avere via Fausta praticabile, e questo è una grande, perché noi abbiamo solo 2 arterie, quindi è una grande soddisfazione, un grande orgoglio, perché vuol dire che siamo competenti, preparati, e ovviamente nonostante i cambiamenti climatici e le difficoltà, insomma, abbiamo avuto un buon risultato. Paura, ma fortunatamente danni limitati nei camping, affollati nel penultimo weekend di agosto. Il sospiro di sollievo per l'assenza di feriti è generale e non scontato. Dobbiamo fare una riflessione più profonda sul tema cambiamenti climatici, ma non credo che possa essere soltanto una riflessione locale, ma deve essere una riflessione più generalizzata. Cambiamo argomento, ora parliamo di scuola, perché tra poche settimane bambini e ragazzi torneranno in aula e le famiglie cominciano anche ad essere alle prese con l'acquisto del nuovo materiale scolastico, purtroppo anche quest'anno non esente da rincari. Il punto da Padova con Valentina Visentina. A te Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. Cerchiamo un po' di fare un rapido conto di quanto dovranno spendere le famiglie che fra poco, insomma, visto che fra poco i ragazzi torneranno a scuola. Chi spenderà di più ovviamente sono i ragazzi delle scuole superiori, perché oltre alla cancelleria è imponente la mole di libri e testi scolastici da acquistare, mentre per chi va ancora alla scuola primaria c'è la cedola comunale che copre il costo dei libri, perché proprio sono i libri a subire il maggior rincaro secondo le stime e i dati diffusi dal settore di programmazione, controllo e statistica del Comune di Padova. C'è un rincaro del 3,8% per quanto riguarda i libri. A questo poi si aggiungono i rincari per quanto riguarda le rette delle scuole sia dell'infanzia che elementari private, e leggermente del trasporto pubblico. Sembra restare invariato il prezzo di molti articoli di cancelleria. Ma adesso ci spiega come sta andando la situazione Roberto Berti di Ascom, vicepresidente per quanto riguarda il settore dei librai e cartolibrai di Padova, perché dicevamo sono proprio i libri anche quest'anno, non come gli anni scorsi, ma comunque anche quest'anno subiscono dei rincari. Allora, come sappiamo, i libri sì, ogni anno aumentano qualcosina, ma aumentano in base a quello che il Ministero dell'Istruzione gli permette di aumentare, perché per quanto riguarda le elementari
vengono passate dalle cedole del comune, perciò il costo è anche lì abbastanza contenuto perché sono prezzi ministeriali. Mentre per quanto riguarda il prezzo di copertina dei libri, gli aumenti ci sono, ma sono aumenti comunque contingentati perché lo Stato dà dei tetti di spesa e quei tetti di spesa devono comunque essere rispettati. Perciò sì, gli aumenti ci sono, ma secondo me sono anche più contenuti di quello che effettivamente si dice in giro. C'è poi anche la questione cartoleria, i prezzi più o meno, insomma si cerca anche da parte vostra, c'è un grande sforzo di mantenerli invariati, ma sì, a volte si deve anche spiegare alle famiglie che è giusto spendere qualcosina in più per tutelare anche la salute dei bambini, perché se non c'è una tracciabilità, soprattutto pensiamo ai pennarelli e le colle, anche i bambini possono rischiare in termini di salute. Sì, quello sì, anche noi dal lato nostro la stiamo mettendo tutta, i prezzi sono, come hai detto tu, sono bene o male rimasti invariati. Noi per aiutare ci mettiamo anche lo sconto 25% nella campagna scolastica e oltretutto vediamo di fare dei kit come per esempio i 10 quadernoni a 5,80 € per mantenere dei prezzi e dei costi abbastanza contenuti. Però come hai detto tu, l'importante non è lo spendere, ma è saper spendere. Preferisco spendere 20 € di un compasso di qualità che mi dura per i 3 anni, che ha una certificazione, che piuttosto che spendere i 10, 5, 10, 8 € di un compasso che dura da oggi al domani e che fra magari 2 giorni sono costretto a ricomprare. Per quanto riguarda sì la tracciabilità, è meglio sempre un prodotto di marca piuttosto che un sottoprodotto, sempre guardando la certificazione CE, perché abbiamo visto benissimo che i sequestri ci sono e il materiale che i bambini usano è materiale che mettono in bocca e che comunque hanno nelle mani, nella pelle, sicché stiamo attenti a quello che compriamo. Grazie mille al signor Roberto, spesa che insomma con libri e materiale scolastico per le famiglie che hanno figli alle scuole superiori arriverà intorno ai 300 e 500 €, perché ovviamente come dicevamo sono proprio i testi scolastici quelli che costano e impattano di più sulle spese delle famiglie. Da Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentin per questo collegamento. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Proseguiamo con la cronaca. La deriva per ore dopo che lo skipper 48enne era morto stroncato da un infarto. Un catamarano è stato soccorso dalla Guardia Costiera davanti a Punta Sabbioni, a bordo una comitiva di stranieri, tra cui anche un minorenne. Lo skipper dell'imbarcazione, un 48enne lituano, è morto all'improvviso dopo essere stato colto da un malore fatale. Dopo l'allarme lanciato dai passeggeri nel panico, gli uomini della Capitaneria di Porto hanno preso il comando dell'imbarcazione mettendo in sicurezza il mezzo e di passeggeri. E una gondola con 4 persone a bordo si è ribaltata ieri mattina a Venezia in fondamenta dello Smarin nella zona di San Zaccaria, facendo finire in acqua gondolieri e turisti. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma le immagini pubblicate sulla pagina social Venezia non è in Disneyland, ecco, le state vedendo, con i turisti che si sono aggrappati alle grate delle finestre per risalire, hanno fatto il giro del web. A quanto pare la gondola si è rovesciata in quanto, vista l'alta marea, per passare sotto il ponte dello Smarin si è inclinata troppo, forse anche per il movimento improvviso di qualcuno dei passeggeri, fino appunto a capovolgersi. Ed ora la pagina politica, si è collegato, e lo ringrazio per essere con noi, il senatore Andrea Martella, segretario del Partito Democratico del Veneto. Buongiorno senatore, grazie per essere con noi. Non la sento, forse c'è qualche problema di audio, vediamo un attimo se riusciamo. Eccomi, buongiorno a voi e a tutti i telespettatori.
Buona giornata. Allora, oggi, lunedì 25, insomma, si può dire che per la stragrande maggioranza delle persone le ferie sono finite, ricomincia l'attività lavorativa, ricomincia anche quella politica, si torna appunto a riaccendere il dibattito, ma insomma manca ancora quella che è la data del voto per le regionali. I veneti non sanno ancora quando si andrà a votare. Sì, non se ne riesce a venirne fuori. Il presidente del Veneto ha il dovere di indicare la data delle elezioni, per legge spetta a lui, e queste elezioni si devono tenere al massimo entro la metà di novembre, il 23 novembre. Insomma, iniziamo ad essere a fine agosto, sarebbe opportuno che questa data venisse indicata al più presto. Ma i veneti hanno il diritto di sapere quando si va al voto, i partiti e le coalizioni hanno il diritto di organizzarsi e i candidati di sapere se parteciperanno alle prossime elezioni. Quindi mi auguro che questo si faccia rapidamente, si faccia nei prossimi giorni in segno di rispetto nei confronti dell'elettorato del Veneto. Partiti che si organizzano e di candidature, voi siete già partiti con un campo largo che sostiene Giovanni Manildo già da oltre un mese. Manildo sta un po' girando la regione, i vari comuni del Veneto, e si stanno chiudendo, mi sembra di aver capito, anche le trattative per quanto riguarda le candidature. Sì, il nostro candidato è in campo da più di un mese. In questo periodo di fatto ha già girato tutte le province del Veneto, ha fatto molte iniziative tematiche, ha avuto modo di incontrare cittadini, associazioni, di sentirne i bisogni, le aspettative. Ha riscontrato una voglia di cambiamento e una voglia di unità che Manildo sicuramente riesce a rappresentare anche nei confronti di un centrodestra che invece, come vediamo, è diviso e logorato dalle tensioni interne. E noi siamo pronti con una coalizione molto ampia che sostiene Manildo e anche con le candidature del Partito Democratico. Nei prossimi giorni, venerdì prossimo, in una riunione della direzione regionale, ufficializzeremo tutte le candidature che sono state proposte dalle varie realtà provinciali. Si tratta di candidature competitive, forti, che ci faranno stare nel territorio parlando di programmi e parlando dei bisogni delle cittadine e dei cittadini del Veneto. Ecco, senatore Martella, sull'altro campo, sul centrodestra, se dicevamo non si conosce ancora la data del voto né chi sarà il candidato presidente della regione, una questione sembra essere stata come dire, risolta in questo fine settimana. Se ne è parlato per mesi, lista Zaia, non lista Zaia, quello che sarà insomma il posto nella prossima competizione elettorale del governatore uscente. A quanto pare Zaia sarà candidato capolista in tutte le circoscrizioni per la Lega. Vediamo insieme il servizio che ha realizzato il nostro Cristian Arboit e poi lo commentiamo insieme. Chi sperava di vedere sparire dalle prossime elezioni regionali Luca Zaia oggi rimarrà molto deluso. Il Presidente infatti ha annunciato che si metterà a disposizione da buon militante del proprio partito, della Lega, e quindi correrà da capolista in tutte le province proprio per dare una mano al suo partito. Questa è un'ottima notizia per tutti noi. È una sorta di outing politico dopo le indiscrezioni di stampa, quello del capogruppo Lega-Liga in Consiglio regionale Alberto Villanova nei confronti di Luca Zaia. Il governatore uscente quindi avrebbe detto di sì a Matteo Salvini, mettendosi da militante a disposizione del partito. Facile che a questo punto nello stesso simbolo del carroccio alle regionali compaia la dicitura Zaia al posto di quella del capitano. Per i leghisti il modo migliore per massimizzare i consensi. Un'ottima notizia per la segreteria regionale che ha lavorato veramente a fondo per raggiungere gli obiettivi di avere una Lega unita, solida, compatta, che punti all'obiettivo di difendere la nostra linea del Piave, cioè dare continuità a questa amministrazione in Regione Veneto.
E oggi sulla linea del Piave ci sarà anche il migliore di tutti, il miglior governatore d'Italia, il presidente Luca Zaia. Resta da capire quanto sia un'ottima notizia per gli alleati, se e quanto la mossa influenzerà la scelta del candidato presidente, con la guerra di trincea in corso tra Lega e Fratelli d'Italia. Tranchant l'opposizione, entra a gamba tesa il capogruppo del PD a Treviso, Stefano Pelloni. Voleva il quarto mandato e gli alleati gliel'hanno bocciato, lo ricordo, non i leghisti, non la sinistra, gli alleati gliel'hanno bocciato. Voleva poi arrivare all'anno prossimo per inaugurare le Olimpiadi e anche su quello gli alleati gliel'hanno bocciato. Allora poi alla fine voleva la lista Zaia almeno, e anche quella gli alleati gliel'hanno bocciata sonoramente, e alla fine l'unica cosa su cui può sindacare in casa sua è almeno la candidatura a capolista in ogni circoscrizione. Mi sembra che sia una sconfitta su tutta la linea da parte del governatore Zaia. Sullo sfondo il nuovo out-out di Flavio Tosi sul candidato presidente del centrodestra, destinatario Salvini. Con questi numeri non può pretendere sia Veneto che Lombardia. Se Meloni cede una regione in cambio ne chiederà un'altra. Le parole del coordinatore azzurro. Ecco, senatore Martella, quindi acque quanto mai agitate, come giudica lei la situazione che si sta creando nel centrodestra? Ma io non so come andrà a finire, né chi sarà il candidato alla presidenza del centrodestra. So che arrivano a questa scadenza molto divisi, so che arrivano con forti tensioni interne, essendosi occupati poco negli ultimi anni dei problemi dei veneti, piuttosto si sono occupate delle loro poltrone o dei loro destini personali. Quindi sono davvero anche poco affascinato da questo destino. Sarebbe meglio che invece di dirci dove si candida Zaia ci dicessero quando si vota, e poi ogni partito farà le sue scelte. Noi le abbiamo fatte per tempo e loro le faranno nel chiuso delle stanze romane, perché si è vista anche questa notizia, non c'è una scelta che viene fatta in Veneto, ma c'è una scelta che viene fatta a Roma, in qualche palazzo, tra i leader dei vari partiti dello schieramento, sulla base di equilibri politici tra le varie forze e non sulla base dell'espressione territoriale, come invece dovrebbe essere giusto. Questo è ancora più singolare rispetto al fatto che qui ci sono forze politiche che parlano continuamente di autonomia, ma se poi è questa l'autonomia, non avere la possibilità di decidere, far decidere a Roma sulla base di chissà quali criteri, mi pare che sia proprio la dimostrazione che all'autonomia non si crede, oltre a non essere stati capaci di realizzarla. Ecco, senatore, per tornare sui temi, sulle questioni che stanno coinvolgendo direttamente i cittadini veneti, una che è ritornata di grandissima attualità purtroppo in questi ultimi giorni è quella del dissesto idrogeologico, è quella dell'adeguamento del sistema fognario ad un cambiamento climatico che ad ogni forte acquazzone sta mettendo in crisi con danni enormi tantissimi famiglie, quanto accaduto tra Venezia e Padova lo scorso tra giovedì e venerdì, e poi ancora sabato notte al Cavallino ne è la testimonianza. Sì, è proprio così, la testimonianza di quanto ormai incidono nella nostra vita i cambiamenti climatici e quanto siano frequenti e di quale portata sia l'intensità degli eventi che si susseguono nel corso di questi ultimi tempi. Naturalmente c'è un primo discorso da fare. Noi abbiamo una maggioranza in Veneto che continua a negare o a minimizzare i cambiamenti climatici. Ecco, questo è un atteggiamento che non può più essere mantenuto. I cambiamenti climatici sono entrati nella nostra vita, nella nostra economia, nella nostra sicurezza, nella nostra agricoltura, e quindi c'è bisogno assolutamente di prenderne atto. Naturalmente bisogna agire a livello globale, bisogna agire
per combattere il surriscaldamento globale, ma bisogna poi intervenire con un piano preciso, concreto, di manutenzioni e di opere che possono permettersi da un lato di adattarci ai cambiamenti climatici, dall'altro di prevenire i fenomeni che possono essere, che si possono realizzare. In questo senso il Veneto ha un piano del clima vecchio di 15 anni fa. Ecco, io dico queste sarebbero le vere priorità. Ci si dovrebbe occupare realmente di questo, perché il nostro è un territorio che ha uno dei più alti indici di consumo del suolo, è un territorio con molti problemi dal punto di vista idrogeologico, che ha un livello molto alto di inquinamento, e quindi la priorità deve essere quella di fare della prevenzione, della cura del nostro territorio, della lotta ai cambiamenti climatici una questione fondamentale dell'agenda politica. Per noi, per il Partito Democratico, per il centro-sinistra, da tempo è così e continuerà ad essere così, perché questa è un'emergenza vera e propria, che però non può più essere trattata come un'emergenza. Grazie senatore Martella, grazie per essere stato con noi, una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a voi, buona giornata. Grazie, noi ora diamo la linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Apriamo ora uno spazio con il nostro prossimo ospite dedicato ad un tema sicuramente di grande attualità e di grande interesse, quello degli autovelox. Autovelox che nella maggior parte del territorio nazionale sono stati di fatto spenti per l'ormai annosa questione della differenza tra autorizzazione e omologazione delle apparecchiature. Ancora il Ministero dei Trasporti non ha fatto chiarezza definitivamente su questo tema, anche se però ci sono diversi comuni che evidentemente stanchi di quanto sta accadendo, del fatto che le strade si siano trasformate in autodromi, hanno deciso comunque di riaccenderli. È il caso del comune di Colle Santa Lucia che proprio in questi ultimi giorni ha riacceso il tanto contestato autovelox sul Passo Giau, ed abbiamo in collegamento Paolo Frena, sindaco di Colle Santa Lucia. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e grazie per l'interessamento, anche se ultimamente, ripeto, lo soffro particolarmente perché avrei anche altre cose da fare, ma dedico volentieri questo spazio a voi, perché proprio col tentativo anche di chiarire la posizione del mio comune. Ecco, si è parlato molto di quell'autovelox, ora voi avete deciso appunto di riaccenderlo sulla scia anche di quanto purtroppo sta accadendo in tante strade delle nostre montagne, delle nostre Dolomiti. L'hanno lamentato tanti sindaci e tanti comuni. Il fenomeno più diffuso è quello, soprattutto quello delle moto che sfrecciano davvero come dei bolidi sui tornanti, mettendo anche a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche quella degli altri. Lei perché ha deciso insomma di riaccenderlo questo autovelox, che tra l'altro, lo ricordiamo, lo scorso inverno era stato anche uno di quelli tagliati dal famoso Fleximan, così era stato chiamato insomma dalla stampa? Sì, io ho fatto una battuta l'altro giorno, ho detto avrei preferito diventare famoso in altro modo, però ecco, alla base di tutto questo c'è un'assenza di un provvedimento legislativo che chiarisca definitivamente la controversia emersa in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione dell'aprile 2024, richiamando proprio una serie di provvedimenti di inoppugnabile valenza normativa. Ecco, ce ne sono tanti, tra cui
alcuni alla quale la sentenza non fa proprio alcun cenno, e in cui i termini omologazione e approvazione sono equivalentemente alternativi. Da ultimo appunto il decreto Salvini, abbiamo quindi convenuto di riaccendere il dispositivo installato al Passagiano. Questo come elemento, diciamo, con un riferimento normativo legislativo puntuale. Ma poi io devo dire anche un'altra cosa. Ad oggi gli unici apparecchi ad essere utilizzati da qualsiasi organo di polizia stradale sono solamente approvati, proprio perché non esiste una norma alla quale possa fare riferimento all'omologazione. È chiaro che il legislatore ha preso atto di tale circostanza ed è intervenuto sulle norme successive a cui è necessario fare riferimento. Sta di fatto che il Ministero oltretutto non avrebbe approvato centinaia di prototipi se non per autorizzarne la produzione e la commercializzazione ai fini dell'utilizzo previsto dal codice della strada. E questo è il paradosso. Cioè noi aspettavamo veramente che insieme alla modifica del codice che ci imponevano alcune attenzioni sull'utilizzo di queste apparecchiature, l'abbiamo puntualmente fatto in accordo con il gestore della strada, con la prefettura, e adesso resta questo problema che speravamo fosse inserito in quel provvedimento, ma qualcuno ha detto ma non era inseribile in quel provvedimento, ma ci sarà un provvedimento successivo, cosa che stiamo ancora attendendo. Riteniamo di assoluta importanza l'uso dei dispositivi elettronici di misurazione della velocità, e a questo proposito io mi sento anche di dire che le altre province e regioni contermini si stanno muovendo in questo senso. Addirittura il presidente della provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, ha portato nella conferenza delle regioni proprio il 30 luglio scorso un provvedimento puntuale proprio perché c'è un'emergenza e non è che sia funzione di una particolare sensibilità, esiste un problema reale della convivenza in determinati periodi dell'anno proprio di questa proprio per effetto, qualcuno lo chiama overturismo, ma c'è la necessità assoluta di creare le condizioni per un turismo che sia di grande qualità, tra l'altro in un contesto di alto pregio dal punto di vista ambientale e paesaggistico, quindi ci sono i presupposti. La prima parte per quanto riguarda la decisione, quindi relativamente alla normativa, c'è il rischio che anche fra di noi, come è emerso recentemente anche sulla stampa proprio alcuni giorni fa, che anche fra noi sindaci ci siano anche posizioni diverse che io rispetto, le rispetto tutte, però io riferimento, mi scusi sindaco, se è al vicino comune Val di Zoldo, no? Anche il sindaco di Val di Zoldo, De Pellegrini, ha più volte sottolineato questo problema, i rischi che si stanno verificando nel suo comune, però non ha riacceso gli autovelox. E quindi c'è stata un po' una polemica. È chiaro che ci sono posizioni diverse. Noi proprio in riferimento a questo aspetto dell'omologazione e approvazione che va assolutamente chiarita, ma io mi domando, ma le forze dell'ordine che stanno utilizzando le apparecchiature, anche loro con problemi, perché è chiaro, ma questo non può essere che uno Stato non dia risposte immediate se di fronte al vuoto che si è creato, alla mancanza che si è creata, è chiaro che bisogna fare un provvedimento e che chiedo in maniera puntuale, veloce, tempestivamente veloce, proprio per mettere noi operativamente anche nelle condizioni di poter farlo. Io ho riacceso questo autovelox proprio perché sono convinto che, ripeto prima, questi riferimenti normativi a cui la stessa sentenza non fa riferimento, non fa cenno, tra omologazione e approvazione sono equivalentemente alternativi. Quindi abbiamo convenuto in questo senso, magari faremo giurisprudenza, però a me dispiace farlo dal più piccolo comune della provincia, da uno dei più piccoli comuni della provincia di Belluno, fare giurisprudenza, perché potrebbe anche, diciamo così, costare caro. Però io provoco anche così una discussione attorno a questo, che arrivi proprio sul tavolo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per chiedere in maniera, a nome di tutti i sindaci che si trovano in queste difficoltà,
chiedere un provvedimento urgente e che ci metta noi nelle condizioni, ecco, di stare tranquilli, noi e i nostri operatori, soprattutto che sono spesso in difficoltà, come lo sappiamo. Ecco, peraltro, Sindaco, lei non è l'unico sindaco del Veneto che ha deciso di riaccendere gli autovelox, perché è proprio dello scorso venerdì la notizia che anche alcuni comuni del Campo San Pierese, anche loro finiti nell'occhio del ciclone quando ci fu appunto la questione Fleximan, eccetera, hanno deciso di riaccendere a partire dal 1° di settembre questi dispositivi, per cui insomma è una decisione che ormai sta attraversando numerose amministrazioni comunali preoccupate per quanto sta accadendo. Un'ultima domanda flash volevo farle, Sindaco, e poi la lasciamo andare ai suoi numerosi impegni. Lei non ha paura che si inneschi nuovamente il fenomeno delle denunce? Parecchi sindaci sono stati denunciati assieme anche a dei prefetti per la questione autovelox. Ma io tranquillizzo dicendo che, anche se non è necessario tranquillizzare, io devo stare tranquillo anche perché spetta anche a me, insomma, per quanto possa sapere, perché io non ho avuto nessun provvedimento ufficiale, nel senso che non siamo nemmeno degni di saperlo se ci sono dei provvedimenti, se non dai social o da altre forme, ecco, giornalistiche. Quindi sì, io tutto il percorso anche di adattamento al nuovo codice della strada che abbiamo fatto insieme alla nostra prefettura, che ringrazio perché ci è sempre stata vicino, ma io sottolineo anche il fatto che ci sono tanti sindaci che rappresentano la parte politica, ma ci sono anche tante figure apicali dei comuni e quindi anche, diciamo così, delle polizie locali che si sono trovati in questa situazione. A me dispiace perché la parte politica, come ho sempre detto, può fare le sue scelte, discutibili, però coinvolgere anche del personale che risponde personalmente, delle figure apicali che rispondono personalmente, questo è molto grave, anche nei confronti di chi deve in qualche modo garantire, ecco, forze dell'ordine, Ministero dell'Interno, che si trovano anche spesso denunciate proprio perché nel loro ruolo e nella loro funzione, ecco, di garantire sicurezza sulle strade. Questo a me dispiace tantissimo perché la parte politica ci può anche stare, ma la parte di funzionare non lo accetto proprio. Ancora un flash proprio, Sindaco, che le volevo chiedere. Cosa risponde a chi dice che sono soltanto un sistema per fare cassa? Nel 2024 l'autovelox sul Passo Giao fruttò una bella cifra al comune di Colle Santa Lucia. Certo, c'è una tendenza proprio all'uso di queste superfici stradali che è fuori da ogni regola. Basterebbe, ecco, che tutti rispettassero quel limite che c'è su quella strada. Io ho percorso altre strade con anche passi dolomitici con limiti anche ancora inferiori, ma voglio dire, ma è mai possibile? È una questione di educazione, è una questione di approccio. Ecco, se andiamo in un paese straniero, ecco, anche vicino a noi, che ha analoghe caratteristiche, non ci comportiamo così. È mai possibile che arriviamo proprio nelle Dolomiti, ecco, con queste caratteristiche a sfogare quelle che sono magari questo bisogno di uscire da qualsiasi regola che il comune o lo Stato o chi di competenza mette come forme, ecco, di convivenza necessarie. Ecco, tra l'altro, Sindaco, lo ricordiamo e l'abbiamo messo nel nostro titolo, il limite è stato innalzato, no? Da quando lei ha riacceso l'autovelox non è più 50 ma è 70. Esattamente, io, ecco, dalle interviste che ho sentito, anche i commenti che sono stati fatti, è stato un atto anche apprezzato, se vogliamo, però qui mette in evidenza proprio il fatto, questa carenza normativa non la possiamo assumere noi come enti locali, come organi dello Stato, polizie, ecco, che hanno questo compito. Io avrei tanti aneddoti da
così evidenziare anche in riferimento proprio a questa situazione che si sta creando proprio in riferimento a quanto fatto il presidente Compaceri in provincia di Bolzano. Io lo cito perché in quel provvedimento che è stato portato nella conferenza della regione il 30 luglio c'è un elenco puntuale di apparecchiature da installare, tra cui gli autovelox fissi e soprattutto la possibilità di avere del personale in più supplementare, proprio perché in determinato periodo dell'anno quello che si sta verificando in queste realtà, tra l'altro in piccolo comune di Colle Santa Lucia, che può avere proprio la possibilità anche di gestire quella bellissima area del Passo Giao, lo fa con gli strumenti che ha a disposizione, quindi magari azzardando magari, come in questo caso, un'interpretazione particolare del codice della strada. Però non è possibile questo tentativo che io non apprezzo e non accetto, che tentano di spaccare anche noi sindaci su una posizione sulla quale dovremmo restare assolutamente compatti e solidali con chi in qualche maniera sta al di sopra di noi, quindi le prefetture, il Ministro dell'Interno e in particolare il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Io la ringrazio, Sindaco. Tra l'altro lei anche ha toccato un argomento sicuramente importante, che è quello delle forze che voi avete a disposizione, perché dei comuni così piccoli si trovano, come appunto Colle Santa Lucia, si trovano ad affrontare magari durante il mese di agosto un afflusso enorme di persone, magari con un solo vigile urbano in dotazione. Adesso non so esattamente quanti voi ne abbiate nel comune di Santa Lucia, trovandosi a gestire dei siti come appunto quello del Passo Giau, che è tra le mete sicuramente più gettonate e più frequentate di tutte le Dolomiti, e questo è comunque anche un problema. Sindaco, io la ringrazio per essere stato con noi, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi dell'opportunità che mi date, grazie e buon lavoro anche a voi. Un saluto al sindaco di Colle Santa Lucia Paolo Frena. Noi rimaniamo però ancora nel bellunese per parlare ancora di viabilità, perché dal Fadalto al Cadore quella del 2025 sarà ricordata come un'estate davvero senza pace per le frane sull'Alemagna, e le province di Belluno e di Treviso lanciano una task force congiunta anche in vista delle Olimpiadi. Sentiamo. L'estate più dura per l'Alemagna sta finendo, ma una nuova stagione di disagi sembra alle porte, complici eventi atmosferici sempre più frequenti. È questa la sensazione serpeggiante tra gli amministratori trevigiani e bellunesi, che condividono l'arteria, croce delizia per i collegamenti tra Pedemontana e Alto Veneto. Il tratto è di competenza ANAS, la 51 è una strada statale, ma le problematiche ricadono sui territori, ostaggi come non mai delle frane, dal Fadalto, comune di Vittorio Veneto, al Cadore. Da qui l'accelerazione su una task force tra province, d'intesa con le prefetture. L'urgenza è dettata anche dalle Olimpiadi. Tutto il traffico da sud verso nord passa sull'Alemagna. Se noi non abbiamo l'Alemagna che è percorribile durante le Olimpiadi, in questo momento qua diventa un problema. I territori sono inevitabilmente connessi e nessuno con una Olimpiadi in casa può permettersi passi falsi. La chiusura, l'interruzione del Fadalto creerebbe dei problemi anche sulle Olimpiadi. Allora, se sulla parte montana abbiamo dei problemi che magari possono essere risolti col freddo, perché tutto si stabilizza, magari potrebbero rimanere sulla parte del Fadalto. Dovremo far sintesi, perché dobbiamo vederla sull'ottica totale della strada, non possiamo vederla a pezzettini, perché se no non andiamo a risolvere il problema. Quindi cercheremo di fare quadro e sintesi su questo. Collaborazione c'è, dialogo c'è, il tema è quello di avere la possibilità concreta di intervenire in modo da fare prevenzione e non subire emergenze. Insomma, bene premere su una task force congiunta, ma per risolvere il problema serve una vera iniezione di risorse, con la conseguente possibilità per gli enti, province in questo caso, di avere poi la competenza
competenza. Su questo Stefano Marcon è netto. Se si volesse in qualche modo formalizzare non vedo alcun tipo di problematicità. Ribadisco che il tema soprattutto è quello di dotare coloro che hanno competenza degli strumenti per poter concretamente intervenire. Foni al sindaco in un post su Facebook. Accade a Breda di Piave ad essere preso di mira il primo cittadino Cristiano Mosole, che risponde all'hater: questa è istigazione alla violenza. Inaccettabile. Le foto di 2 interventi sulle banchine stradali del comune di Breda di Piave, postate da un cittadino per esprimere il proprio plauso all'amministrazione, diventano l'occasione per un altro residente per aggredire verbalmente il sindaco sul profilo Facebook Cristiano Mosole Sindaco. Prova a passare in via Vittoria, però altro che plauso, direi ceffoni, scrive l'hater. E la replica del primo cittadino non si è fatta attendere. Accetto sempre le critiche, se costruttive, anzi le chiedo espressamente perché aiutano a migliorare, mentre le polemiche e le provocazioni non le considero, lascio sempre correre, scrive il sindaco. Stavolta no. Ritenere che un'amministrazione debba ricevere dei ceffoni credo sia intollerabile, è un'istigazione alla violenza che nemmeno per scherzo si dovrebbe fare. Ha avuto qualche giorno di tempo per rifletterci, per eventualmente scusarsi anche, magari preso dalla foga del momento, ci sta. Invece no, anzi, quasi come moto ironico, quasi come ulteriore presa in giro, ha modificato la parola ceffoni in sganassoni, credendo forse di far meglio. In realtà no. È una persona tra l'altro adulta, perché tante volte magari si pensa che questo arrivi dai più giovani, assolutamente no, una persona adulta, pienamente cosciente delle proprie azioni e delle proprie parole. Io altrettanto pienamente di quello che posso fare valuterò ogni azione eventuale contro questa persona. Il messaggio del primo cittadino termina con un post scriptum: questa persona è talmente coraggiosa che ha bloccato il mio profilo così che io non possa vedere quello che scrive. A voi giudicare, conclude il sindaco. Dopo lo sgombero del centro sociale Leoncavallo finiscono nel mirino anche altri centri sociali. A Treviso è il caso del Django, ospitato all'ex caserma Piave. La convenzione per l'uso degli spazi scadrà nell'aprile del 2026, ma Fratelli d'Italia va già all'attacco. Non ce ne andremo, fanno sapere gli attivisti. Atteggiamento aberrante, ribattono i meloniani. Quanto fa paura un centro sociale? Se lo chiede Gaia Righetto, anima del Django, nei giorni in cui, dopo lo sgombero del Leoncavallo a Milano, proprio sui centri sociali si sta battendo la tempesta perfetta tra speculazione politica ed esigenze di ordine pubblico più o meno reali. A Treviso si guarda agli spazi della caserma Piave e alla convenzione che scadrà nell'aprile del 2026 con Lega e Fratelli d'Italia, che già hanno preannunciato la volontà di non procedere al rinnovo. Apriti cielo, in un post sui social gli attivisti fanno intendere che non sono disposti ad andarsene. Noi mettiamo radici profonde perché si nutrono di desideri e bisogni e quelli non li puoi cancellare nemmeno se li sgomberi. Ai nostri posti ci troverete. Il messaggio è ancora: mentre a Django c'è chi lotta per il diritto alla casa, ai vertici di Fratelli d'Italia c'è chi sgombera le case pubbliche per lasciarle vuote. Abbiamo letto delle dichiarazioni aberranti di Gaia Righetto, che è la portavoce a quanto pare del centro sociale, dove dice noi non ce ne andremo mai, noi non staremo qua sempre nonostante diciamo un contratto in scadenza. E quindi, premesso ciò, insomma, ritengo sia gravissimo quello che abbiamo letto. Si preannuncia un muro contro muro. Lo stesso Acampora ha chiesto in comune un accesso agli atti, a setaccio la convenzione. Voglio capire diciamo se queste persone effettivamente hanno rispettato quello che si sono proposti di fare all'inizio con l'amministrazione Manildo. Come somministrano cibi e bevande all'interno della caserma Piave Django durante le feste? Rispettano i regolamenti a cui sono sottoposti gli altri esercizi commerciali dei comuni mortali, definiamoli così? Quindi anche questa cosa qua. Devono pagare le bollette. Sulla convenzione è scritto testualmente che devono pagare le bollette, devono pagare le utenze e l'asporto rifiuti. Lo stanno facendo davvero coi loro denari. Insomma, il fronte si apre fin da subito. Altro che sgomberare la caserma Piave per farci dell'altro. Conosciamo tutti la verità. Volete espellere persone e progetti per lasciare il vuoto, scrivono dal Django.
Ieri l'Ucraina ha celebrato la sua giornata dell'indipendenza e a Treviso la comunità ucraina della Marca si è ritrovata nella chiesa di Santo Stefano. Le camicie con i tradizionali ricami, le bandiere nazionali blu e gialle, il canto diventato simbolo della resistenza all'invasione russa. La comunità ucraina trevigiana si è trovata nel giorno nel quale si festeggia l'indipendenza dell'Ucraina dall'Unione Sovietica, avvenuta il 24 agosto del 91, prima la messa con rito ortodosso. Poi, sul sagrato della chiesa di Santo Stefano a Treviso, gli ucraini che vivono nel nostro paese, ma anche gli italiani che hanno voluto manifestare la propria vicinanza a questo popolo, hanno celebrato la giornata. Padre Oleg ha ringraziato la solidarietà degli italiani. Le vostre parole sempre stanno molto per noi come una cura, come un aiuto. Doroгі українці. Poi l'intervento di Sergio Tazzer dell'Associazione Fratelli Rosselli. La buona fede che Putin dimostra sempre, ogni giorno, di non avere, dato che mira a controllare direttamente o indirettamente l'Ucraina, perché è convinto che si tratti di territorio russo da recuperare ad un immenso paese, pensate che ha ben 11 fusi orari. Che cosa gli serve all'Ucraina? Non lo sappiamo, anzi lo sappiamo benissimo per le terre rare, che comunque fa parte del suo aggressivo imperialismo. Solidarietà anche da parte di Azione per voce del presidente regionale Nicolò Rocco. Io ovviamente non parlo la vostra lingua, non conoscevo le parole dei vostri canti, ma una cosa posso dirla: mi sono emozionato sentendo il vostro cuore che risuonava, sentendo le note, sentendo quello che avevate in pancia, e questo perché abbiamo un sentire comune. Noi siamo quelli che in questo momento della storia vogliono stare dalla parte della libertà. La libertà che è Europa in questo momento per voi, visto che dall'altra parte avete un dittatore, ma è soprattutto la vostra indipendenza, la vostra integrità, e tutto quello che devono fare i leader europei è stare dalla parte dell'Ucraina, che è la parte giusta. Slava Ucraina! Continuano gli investimenti dei comuni trevigiani per la sicurezza. Oggi è la volta di Villorba, che posizionerà nuove telecamere in diversi punti del comune, partendo da una delle ciclabili più suggestive e frequentate, quella della Piavesella. È una delle ciclovie più suggestive e frequentate del territorio di Villorba. È la ciclabile lungo la Piavesella che collega Carità a Treviso passando per Fontane, e tra qualche giorno sarà ancora più sicura con l'installazione di 4 telecamere di ultima generazione. Questo per aumentare la sicurezza di chi la utilizza, soprattutto nei punti dove la vegetazione prevale sulla presenza di abitazioni. Tante persone approfittano di questo percorso per esercizi fisici o semplicemente per passeggiate sia al mattino presto che di sera, e proprio per questo la presenza di occhi elettronici costantemente attivi garantirà maggiore serenità nel transito, oltre ad essere di deterrenza all'abbandono dei rifiuti. Abbiamo notato che ci sono sempre di più abbandoni di rifiuti domestici, quindi questa azione serve anche per contrastare gli ecovandali. Le telecamere, dicevamo, saranno operative già da fine settembre e sarà il primo di una serie di interventi che porterà alla sorveglianza di Piazzetta Aldo Moro a Carità e del parcheggio della stazione ferroviaria a Lancenico. Complessivamente per questi 3 interventi il Comune investirà circa 50.000 euro. La videosorveglianza è uno strumento fondamentale per garantire sicurezza e prevenire atti di vandalismo o abbandono rifiuti, oltre che il presidio del territorio e dell'ordine pubblico. Nel corso degli anni questa amministrazione ha investito parecchie risorse su questo fronte, tanto che oggi nel territorio comunale sono presenti circa un'ottantina di dispositivi tra videocamere e lettori targhe. Occhi elettronici che presto saranno collegati nella nuova sede del Corpo Intercomunale di Polizia Locale negli edifici dell'ex Pastro a fianco del municipio. Ma accanto alla tecnologia Villorba aggiunge anche la mobilità agile degli agenti, con 2 biciclette elettriche di ultima generazione per il pattugliamento delle aree non accessibili ai mezzi motorizzati.
A Padova ora, dove è corsa per ultimare i cantieri più invasivi del tram, aperti appositamente nel periodo estivo, quando il traffico cittadino è meno sostenuto. Nel fine settimana si è lavorato anche di notte nel tratto tra Largo Europa e le Riviere. Proseguono anche di notte i lavori del tram. A Padova, tra sabato e domenica, operai nel cantiere per posare la rotaia nel tratto tra Largo Europa e le Riviere, intervento necessario a poter riaprire il cantiere, ma soprattutto propedeutico al ritorno del servizio del Siruno. Una corsa contro il tempo, vista la riapertura delle scuole il prossimo 10 settembre. Questo incrocio è infatti strategico perché è il punto in cui il Sir1 e il Sir2 si uniscono, e per questo è stata prevista la posa di diversi scambi ed incroci. Un cantiere realizzato in estate proprio perché per farlo era necessario fermare il servizio tram ordinario del Sir1, come quello della stazione ferroviaria. L'incrocio riaprirà tra martedì e mercoledì dopo le ultime sistemazioni, facendo tornare regolare la viabilità di autobus e automobili. Numeri in crescita per gli abbandoni dei cani nel Padovano. A dirli e a confermare purtroppo questo fenomeno sono i dati del canile di Piazzola sul Brenta. Agosto è uno dei mesi più impegnativi per i volontari del canile di Presina, località di Piazzola sul Brenta. Nel Padovano, nell'ultimo mese, sono arrivati 18 nuovi cani, un aumento del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La struttura, intitolata San Francesco, al momento ospita più di 100 cani. È un trend in crescita, racconta Giovanni Tonellotto, responsabile della struttura. I casi più frequenti riguardano cani di grossa taglia, prosegue Tonellotto, presi troppo alla leggera e poi diventati ingestibili. Spesso il padrone li sceglie per megalomania senza rendersi conto delle responsabilità. Quando si scoprono difficili da gestire, finiscono qui da noi, dice. Serve un lungo e costoso lavoro di rieducazione per permettere a questi animali di avere una nuova chance in famiglia. Il rifugio di Presina è aperto dal 2003 e nei suoi 22 anni di attività ha aiutato più di 6.000 animali, trovando una sistemazione, una casa, al 91% di loro. Sono più di 40 i volontari che collaborano con la struttura, oltre ad una decina di persone che scontano lì pene alternative al carcere. Sono arrivati sabato pomeriggio a Bassano del Grappa Aldo Serraiotto ed Anna Vaccaro, i coniugi di Cassola, che erano partiti in camper ai primi di aprile ed hanno percorso la via della seta fino alla Cina. Sentiamo la loro testimonianza. Aldo, Anna, allora bentornati intanto. Grazie. Allora, che avventura è stata, Aldo? Grande. È stata un'avventura bellissima, talvolta difficile, ma abbiamo superato le difficoltà e dopo 320, scusate, ho il fiato, 300, aiutami tu. Abbiamo quasi 5 mesi, 32.000 chilometri esatti percorsi e siamo arrivati qua. Avete visto posti meravigliosi? Sicuramente. 32.000 chilometri, 20 stati attraversati, 23 dogane fatte, diciamo. Abbiamo conosciuto popoli diversi da noi, per lingua, linguaggio, diciamo, storia, e torniamo più ricchi di prima. Insomma, anche il 50° festeggiato a Shanghai. Sicuramente, con la presenza dei nostri figli, che è stata un'emozione indescrivibile, non si può descrivere, perché io non me l'aspettavo assolutamente un regalo così grande. E tutta questa gente che vi aspettava qua in piazza? Non lo pensavamo, perché siamo partiti in sordina, merito a lei, perché io tecnologia zero, e grazie a tutti quanti quelli che siete qua. Grazie a tutti, grazie a voi che siete presenti, ci siete stati, ci siete, per cui grazie infinite. Per noi non è un viaggio questo, è il viaggio della vita.
Ed era questo l'ultimo servizio per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Vi ricordo subito dopo la sigla il nostro meteo con le previsioni del tempo per le prossime ore sul nord-est e poi i grandi film di Antenna 3. Quest'oggi andrà in onda il film drammatico I figli del fiume giallo. È tutto dunque, grazie e buon pomeriggio.